Allora, come ogni anno, siamo passati a trovare i vivai di Rauscedo. Intanto buona giornata e eccoci qui con la Fiera di Santa Lucia, ormai un classico anche per voi. Sì, è ormai un classico anche per noi, ormai noi da quando abbiamo ripreso circa una quindicina d'anni fa non manchiamo un appuntamento. È un appuntamento importante, la sentivo poco fa spiegare a degli addetti ai lavori come cercare di piazzarsi, come cercare di trovare spazio. Sì, è importante, in particolare quest'anno, dal momento che nella nostra regione dal punto di vista impiantistico e dal punto di vista vivaistico ormai la fa da padrone la varietà Glera, che è una varietà che poi comunque serve per dare reddito agli agricoltori, guai se non ci fosse. Quest'anno noi nell'ambito sempre di questa ondata qui di Glera e nell'ambito poi della sostenibilità, una delle novità che abbiamo portato noi in questo stand qui è per le prime 2 varietà di Glera resistenti che il prossimo anno verranno registrate con 2 nomi di fantasia e potranno essere eventualmente a disposizione in primis del Consorzio Tutela Prosecco, che ne farà buon uso sempre nell'ambito di questa sostenibilità. Le varietà sono varietà resistenti alla peronospora e all'oidio. Rispetto alle varietà di prima generazione, la resistenza alla peronospora e all'oidio è data addirittura da 2 geni per la peronospora e 2 geni per l'oidio, a differenza delle primissime varietà che venivano commercializzate e che vengono tuttora commercializzate di prima epoca, dove la resistenza era una resistenza basata magari su un solo gene. Allora io dico, faccio 2 considerazioni. In zona, per la zona Veneto e tutto quanto, per il nord-est in genere, avendo delle varietà effettivamente che commercialmente sono spendibili, in primis il Prosecco e anche poi il fenomeno Glera e tutto quanto, e chiaramente è un discorso di una varietà che è in ripresa, anzi non è mai stata in crisi, anzi forse è aumentata con il Covid. Di contro, essendo noi un'azienda che lavora a livello nazionale e internazionale, da altre parti purtroppo la situazione non è la stessa. Siamo in casa Rainox con il signor Flavio Battistella. Intanto buongiorno e ben trovati qui alla Fiera di Santa Lucia di Piave, ma ormai è assodato trovarvi, e anche perché insomma siete una ditta che ha segnato il territorio. Buongiorno a tutti. Intanto noi tra l'altro siamo di zona, per cui i nostri clienti importanti sono qua della zona e non solo qua, perché lavoriamo molto anche nel Friuli e cerchiamo di fare del nostro meglio e ogni anno proporre qualcosa di nuovo. Ecco, tutto qua. Quest'anno qual è la promozione nuova? Sicuramente abbiamo fatto un mezzo che in Italia sicuramente per il momento è l'unico per il trasporto di uva, si intende, perché siamo un po' concentrati su questo tipo di attività, un 4 assi con 400 quintali di portata, e poi ci stiamo concentrando un po' su quanto può riguardare la fertilizazione nei campi, nei vigneti, con un impianto di mestilazione del prodotto e distribuzione a zona che si può stabilire la quantità con precisione, e poi la distribuzione di liquami o di liquidi di piante di digestato interato sempre per i vigneti, per cui stiamo lavorando quasi esclusivamente per quanto è il settore del vigneto. Signor Flavio, lei mi diceva poco fa che chi viene qui, il vostro cliente, sa cosa trova. Si parte ovviamente da un'idea del cliente, di cosa gli piacerebbe sviluppare. Noi dal canto nostro ritengo di avere una buona progettazione, le idee le abbiamo, si parte di un progetto già in 3D, per cui uno vede già l'impostazione della macchina come può essere realmente costruita, realizzata, e poi viene sviluppata, e posso solo ringraziarli perché
prendere macchine di queste tipologie con costi anche molto importanti e molto alti, vuol dire che hanno fiducia della nostra azienda e si fidano. Allora, con Alberto Piva per l'Aprolav siamo in casa, qui ci sono bellissime cose e gustosissime cose. Tutto bene innanzitutto? Tutto bene, sì, anche quest'anno siamo presenti con Aprolav allo stand all'interno delle fiere di Santa Lucia con diversi prodotti, tra cui il morlacco delle grappa, il bastardo delle grappa e anche il montasio. Comunque vediamo sempre prodotti che sono molto bene richiesti e la gente li apprezza ancora adesso. Assolutamente sì, ancora quest'anno abbiamo come al solito anche il morlacco del grappa, molto richiesto appunto per fare con i risotti, con dei prodotti tipo anche con gli antipasti eccetera, quindi vediamo che questo prodotto come altri sono sempre molto richiesti e da molte province al di fuori appunto delle province di Treviso vengono per richiedere proprio questo formaggio. La tipologia del cliente è cambiata, cambierà? La tipologia del cliente cambia, diciamo che chiede sempre un po' meno prodotto però di qualità, diciamo che si rende conto che il prodotto di qualità paga, anche noi appunto i nostri associati vediamo che dicono portiamo un prodotto ma di meno prodotto ma più di qualità e di conseguenza capiamo che appunto lo richiedono e lo vogliono insomma come qualità. Diciamo che ovviamente meno prodotto vuol dire anche meno entrate da una parte, però diciamo che anche da questo punto di vista siamo contenti che capiscono la qualità e il lavoro che c'è dietro ad ogni tipo di prodotto, ogni tipo di formaggio.